Francesco Compagno, era una gara difficile, era uno spartiacque e insomma siamo usciti alla grandissima. Sì, sicuramente, come hai detto te, era una partita difficile, sappiamo che Follonica è una grande squadra che lavora bene da anni, più o meno con gli stessi giocatori e si vede come si conoscono, si vede come giocano ed è una squadra che a me personalmente piace perché lotta sempre fino alla fine, anche quando magari sono in difficoltà, trovano sempre, magari anche con la qualità dei giocatori che hanno, riescono sempre ad aprirlo grazie a una giocata personale o collettiva. È stata una gara, il primo tempo un Forte dei Marmi stratosferico, nel secondo tempo forse qualche sbavatura, appare anche un po' insomma il ritorno del Follonica, però mai in dubbio il risultato. Almeno questa è la sensazione che abbiamo avuto da fuori. Bene, per questo che stiamo lavorando, stiamo mettendo dei tasselli ogni giorno e ogni partita credo che si veda un qualcosina in più. Stiamo ancora, secondo me, lavorando per crescere, stiamo ancora crescendo, alla fin fine abbiamo un allenatore nuovo, siamo una squadra nuova, quindi abbiamo ancora bisogno, secondo me, di ancora un po' di tempo, però i risultati ci sono, stanno arrivando, noi siamo contenti. Vabbè dai, facciamo il discorso, dai. Dopo fa la montapiede. Allora, primo posto in classifica che insomma vale per il morale, vale anche per la classifica, per i tifosi. Sì, sicuramente abbiamo bisogno di questi risultati per il morale, come hai detto te, che sono sempre iniezioni di fiducia quando sei in alta classifica e ci aiuta a venire qua a settimana con un obiettivo.